La rassegna stampa. Sempre lì che vi aspetta, la bottiglia di Radio Libertà diventata orologio, un bellissimo cadeau per il vostro papà, la vostra mamma, la nonna, perché no, da appendere in cucina ricordando la radio più strana dell'etere, quella che vi fa parlare, quella che dice cose che nessun altro ha il coraggio di dire. Radio Libertà, il bellissimo orologio fatto a mo' di bottiglia pressata è qui negli studi di Radio Libertà a Milano in via Bellerio 41 e ce ne sono ancora una decina di esemplari, quindi chi passa in zona può benissimo citofonare Radio Libertà e dire sì, voglio comprare questo bellissimo oggetto da collezione, comprare un parolone, ci basta un contributo volontario di pochi euro ed è vostro. A proposito, ci sono ancora dei portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà. Lo metto tra parentesi perché ne ho pochi anche di questi, però ci sono, li ho ritrovati una scorta segreta. Buongiorno Francesco, quella sveglio allerta anche quest'oggi, sarà che anche oggi mercoledì c'è l'aria fresca, ma poi si scalda ancora di più. Ieri siamo arrivati a 20 gradi, quindi insomma su Milano direi che la situazione è più che buona, soffriamo in silenzio, ma naturalmente il mio abbraccio speciale va a tutti voi che ve ne frega nulla del tempo, fa caldo, fa freddo, siete ancora a letto e ci rimarrete almeno per un'altra oretta? Beh, il bello del Semivarine che vi tiene compagnia anche in rassegna stampa sotto le coperte. Entro sotto le coperte con voi e dico dai, compriamo un giornale quest'oggi e vi assicuro che c'è un buon motivo per comprare almeno una testata giornalistica quest'oggi, quindi cominciare a prepararsi, uscire di casa quando è il sole alto che fa più caldino e decidere di comprare della carta. Quanto tempo che non prendete in mano un quotidiano? Sentite il profumo della carta e quando ci ricapita e ricominciamo almeno un giornale alla settimana, compriamolo. Vedi che venditore il Semivarin. Rassegna stampa, certo, buoni motivi per acquistare quotidiani, ma anche per essere positivi, per avere un sentimento positivo. Si avvicinano le elezioni anche in Toscana, questa domenica, questo lunedì, ogni weekend c'ha la sua pena. Sarà dura vincere in Toscana per il centrodestra, però a Gianni gli tremano un po' le gambe. E poi quello che è successo ieri a Livorno, con contestazioni veramente mai viste, pesanti, lanci di petardi, uova, cioè robe veramente contro Matteo Salvini, chiaramente contro la Lega, hanno preso a calci l'auto di Valditara. Cioè, ma che schifezza di gente abita da quelle parti. Bisogna capire se abitano da quelle parti, anche lì, no? Ricordate il 340-6709-659, mi dicono che ci sono ogni giorno nuovi ascoltatori e questo grazie a voi vecchi ascoltatori che condividete la diretta che facciamo sui social, ad esempio sulla pagina di Lega Salvini Premier c'è la diretta di questa rassegna stampa, schiacciate condividi e la inviate a parenti, amici o la mettete sul vostro profilo Facebook. Grazie a voi ogni giorno ci sono nuovi ascoltatori che vogliono sentire qualcosa di diverso, grande come l'universo, e qui lo trovano. Inviando un WhatsApp al 340 6709 659 io lo leggo al volo. E alla fine hanno parato nuovamente il culo alla Salis 1. Eccolo qua, il primo messaggio della mattinata. Un altro sulla Salis. Buongiorno, allora per la Salis Dio vede e provvede. Basta aspettare, per la sinistra si diceva che era sovvenzionata dalla Russia, forse adesso da qualche paese arabo. Si scherza, ma chiaramente una delle notizie del giorno
per un voto salvata la Salis. Ma andiamo a vedere un attimino che cosa succede quest'oggi e su cosa ci potremmo mai soffermare. Lo sapete che l'ultima cosa che voglio è fare una rassegna stampa sui soliti argomenti di cui parlano tutti. Non l'avrete mai. Qui trovate qualcosa davvero di diverso. Come ad esempio sul sito del Corriere della Sera, siamo fermi al Medio Oriente in fiamme, Trump che dice però a Gaza reale possibilità di pace, ma Hamas vuole il ritiro completo di Israele. Questo è il virgolettato d'apertura del sito del Corriere. Repubblica invece ritorna sulla solita flotilla. No, non è la solita, è un'altra. Già, l'esercito israeliano ha attaccato la nuova flotilla. Navi abbordate e interrotte le comunicazioni. Ecco, sono proprio curioso di sapere se adesso i giornalisti, colleghi, professionisti naturalmente, ricominceranno con la solita narrazione, la diretta e qui e là. Che ne dite? Ricominciamo ogni settimana con la menata della flotilla? 3406709 per dire il vostro parere. E attenzione, perché Repubblica già rompe le palline dicendo chi sono i protagonisti: 90 sanitari, 150 volontari, ecco chi sono gli uomini e le donne della nuova flotilla. Che ci interessa a noi è ciò che è avvenuto ieri sera a Bologna. Ancora scontri nella notte dopo il corteo vietato per il 7 ottobre. Il sito di Repubblica mette in video idrante e manganellate. Oh mamma mia, hanno tirato fuori manganelli a Bologna, eh? Ieri hanno festeggiato il 7 di ottobre, ragazzi miei. Allora chiedo a Francesco gentilmente di tirare sul cursore e di farmi sentire cosa è successo ieri a Bologna. Era Islamabad o a Bologna? No, era proprio Bologna. Senti sul cursore. Senti. Estremisti pro Hamas festeggiano il 7 ottobre a Bologna con la bandiera di Hamas, la kefia. Senti il pezzo? Questa è musica indipendente, eh? Questo, se non gli compri il CD, ti fa fuori. Vabbè, è un po' poco chiaro il concetto, però la musica acchiappa sicuramente, ti fa venire voglia di ballare, di sfasciare un po' di vetrine, di tirare un po' di uova ai poliziotti, fratello. Vergogna, scrive Matteo Di Benedetto della Lega insieme alla Cisinte. Manifestazione pro Hamas, Bologna, vergogna nazionale, identificazione, remigrazione, solidarietà alle forze dell'ordine. Le prime immagini della manifestazione abusiva in piazza Nettuno a Bologna sono vergognose. Sembra di stare a Islamabad, ma siamo in Italia. Gente che si trova per festeggiare il massacro di migliaia di innocenti. Un grande grazie alle forze dell'ordine per essere intervenute subito a tutela dell'ordine pubblico. Solidarietà per i primi assalti subiti da parte dei manifestanti e i tanti insulti, azioni violenti al di fuori del perimetro della democrazia. E chiaramente quello che è successo ieri a Bologna non è niente in confronto a quello che è successo a Livorno, e ci arriviamo tra poco, certamente ci arriviamo. Mamma mia, santa pazienza, santa pole. E d'altronde Kainar non la voleva più fare la rassegna stampa, c'è un motivo. C'è un motivo. Prima di tutto tanti complimenti al nostro condirettore che adesso gestisce la fascia dalle 10:30 alle 11 circa, 10-11, dipende dai giorni, perché ha incentrato l'attenzione su tanti argomenti ben diversi da quelli della rassegna stampa. E complimenti un corno, l'ha mollata a me la rassegna stampa. Sto scherzando, sono felicissimo di stare con voi, soprattutto perché tiro l'acqua al vostro mulino. Già. E allora, vediamo un po' a quale mulino ci riferiamo quest'oggi. Ad esempio, al mulino de Il Giornale,
che apre quest'oggi: eroine della sinistra, Salis, Albanese and Company, il mondo alla rovescia. L'Europarlamento salva l'estremista dal processo. Bologna premia la filo Hamas. È davvero il mondo all'incontrario, Ne parliamo alle 9. Arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Ne parliamo. Propal, scontri a Livorno e Bologna. 3 arresti. È la giornata di 2 protagoniste della sinistra italiana, Ilaria Salis e Francesca Albanese. Una viene salvata a Strasburgo, l'altra viene premiata a Bologna con la cittadinanza onoraria. L'impressione è che le loro figure divisive stiano diventando un problema a sinistra. Intanto che questi vengono premiati, questi rappresentanti della sinistra, Giorgia Meloni viene denunciata per genocidio. Già, concorso in genocidio. Non conto più le minacce. La premier Giorgia Meloni lo ha detto a Porta a Porta. Attenzione, siamo sul quotidiano Il Giornale, che regala anche un paginone sul fisco e sulla rottamazione delle cartelle. Se seguite questa radio avete seguito l'evoluzione e le battaglie della Lega in commissione su questo fronte, perché siamo in tantissimi, sì, mi ci metto dentro anch'io, non siamo riusciti a pagare magari una rata, 2 rate e si è scaduta tutta quanta la dilazione, la rottamazione e adesso si potrà ricominciare. Svolta sul fisco, cartelle, come cambia la rottamazione. Piano in 8 anni e rate minime per i debiti più alti, 120 mesi. La nuova rottamazione per il pagamento delle cartelle esattoriali avrà un limite di 96 rate. Per usufruire della rottamazione quinques con dilazione fino a 8 anni occorrerà avere debiti da saldare con rata minima di 50 euro. Quindi un qualcosa che possiamo effettivamente affrontare tutti. Tanto peggio, tanto meglio, l'editoriale di Alessandro Sallusti, ma io vado a leggere invece il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, titolato Governo Flotilla. Mentre il Partito Democratico si ostina a confondere consenso culturale e consenso politico, alto il primo perché gli intellettuali sono pochi, bassino il secondo perché il ceto medio vota a destra, da più parti si chiede una nuova classe dirigente per la sinistra, che in effetti, in attesa di vedere andar via quelli che non si erano visti arrivare, inizia a prendere forma. Tra i leader di una prossima giunta tecnica formata da esponenti della società civile si segnalano ovviamente l'ultra Francesca Albanese. Ora che i vertici del PD la stanno scaricando, è perfetta per prendersi il partito e comunque oggi vale elettoralmente un paio di punti per il centrodestra. Poi Tommaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, poco più di una scuola di italiano. I pingui rivoluzionari da chaise longue piacciono sempre. Naturalmente Ilaria Salis, che ieri si è salvata per un voto, il suo. Ti dà sempre l'impressione di quella che vuole essere l'apostrofo dove serve l'accento, però è sempre meglio della Schlein, che non sa dove mettere né l'accento né l'apostrofo. Aggiungiamo Saverio Tommasi di Fanpage, un Berizzi che non ce la fa, ed è tutto dire. Agli israeliani più svegli di noi sono bastati 10 minuti per definirlo un imbecille. E infine, perché no, la professoressa Donatella Di Cesare era capolista per Verdi e Sinistra in Calabria, è arrivata ultima, nonostante la nostalgia brigatista, però dai, ha preso 400 voti, che non sono tanti, ma se vuole spugnare la segreteria del PD può farcela, perché insomma bisogna anche saper vincere, non sempre si può perdere. Così Luigi Mascheroni sul quotidiano Il Giornale, che lasciamo, e per par condicio dove ci porta il Sammy Varin questa mattina? Siate felici, eccola qua con il pugno alzato, il pugno di potere al popolo, chiaramente, che guarda caso è anche il titolo della trasmissione che faccio io alle 11. Ilaria Salis in primo piano su Repubblica. Salis, immunità per
un voto la lite Salvini-Tajani. Ecco, questa cosa della lite Salvini-Tajani c'è su tutti i giornali, ma quale lite? Semplicemente abbiamo detto quello che già altre volte avevamo detto, cioè che Forza Italia ogni tanto ammicca, strizza l'occhio alla sinistra e anche abbraccia delle cause tipicamente di sinistra, ma è un dato di fatto, non è che non gli vogliamo bene a quelli di Forza Italia. Il titolo principale comunque sul quotidiano Repubblica è scontro tra Israele e Vaticano. L'ambasciata presso la Santa Sede dichiara Parolin mina la pace a Gaza, l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede. Il Papa lo difende. Bologna tafferuglia al corteo pro 7 ottobre. Tensione Vaticano-Israele il giorno dopo l'intervista in cui il segretario di Stato Parolin aveva parlato di ipocrisia della comunità internazionale su Gaza e denunciato, oltre all'eccidio del 7 ottobre, anche la carneficina nella striscia. L'aveva chiamata così, carneficina nella striscia. L'ambasciata israeliana presso la Santa Sede risponde: Parolin mina la pace a Gaza. Ma Papa Leone XIV difende il cardinale dicendo esprime la linea del Vaticano. A Bologna scontri per il corteo non autorizzato dei giovani palestinesi. Ringraziamo Giusberti, Scaramuzzi, Ziniti, giornalisti professionisti di Repubblica, che almeno su questo hanno avuto la schiena dritta. Meloni, clima barbaro, denunciata per genocidio, ancora in prima pagina su Repubblica con Antonio Scurati che dice solo chi legge può salvarci dal sovranismo, che mi fa quasi paura, nel senso, dunque, io sto leggendo in questo momento la prima pagina di Repubblica, costa 1,90 €, e quindi posso salvare dal sovranismo me stesso? Ma io sono un sovranista, sono anche per l'autonomia, sono sovranismo e autonomia possono convivere tranquillamente, vero Vannacci? Assolutamente sì. Cosa vuoi dire, Antonio Scurati? Cosa vuoi dire? Chi legge intendeva chi legge tanti libri, come quelli di sinistra, certamente, ma anche come noi di Radio Libertà, che addirittura li compriamo quando vengono qui a presentare un libro. Ma noi glielo compriamo, vero Francesco? Ma certo, diciamo bello questo libro, glielo compriamo e cerchiamo di aiutare anche l'editoria indipendente. Oggi avremo un altro libro da comprare, alle 11:30 viene Davide Chiurazzi, un poeta, perché siamo nella merda più profonda, ma avere una poesia ogni tanto che ci tira su, che ci fa un attimo nuotare, siamo abbastanza bravi a nuotare in questo strano liquido. Arriva il poeta alle 11:30, sappiatelo. Molliamo, sì, Repubblica, dai, non voglio farvi cadere il biscotto nella colazione, e allora no, la stampa magari più tardi. Vado sul quotidiano La Verità. Eccola qua. La compagna dall'occupazione di case all'ultracasta, la Salis si becca l'impunità e brinda ai pestaggi Antifa. Che ne pensate, uomini e donne di Radio Libertà? Me lo fate un whatsappino? Per questo merita, anche voi che non avete mai scritto, dai, voglio un WhatsApp nuovo. Me ne accorgo se non avete mai scritto perché non ci sono i messaggi precedenti nel WhatsApp. 340 67 09 659. Magari siate anche d'accordo, perché insomma si chiama democrazia, alla fin fine il voto è stato segreto e quindi c'è qualcuno che ha ciurlato nel manico, franchi tiratori sicuramente nel PPE, ma magari no. C'è un giornale che ha dato la colpa a un leghista, a un europarlamentare della Lega che era assente. Ma dai, Salis si becca l'impunità e brinda ai pestaggi Antifa, titola La Verità. Voto segreto e maneggi non quello dei cavalli, maneggi
maneggia, oh, già, spostiamo di qua, spostiamo di là. L'Europarlamento smentisce la sua prassi e concede per un soffio l'immunità all'ex insegnante accusata di aver spaccato teste in Ungheria. Salvata da franchi tiratori di centrodestra, lite tra Lega e Forza Italia. Lei stappa champagne e si gode i privilegi che le hanno regalato Bonelli e Fratoianni. E AVS che non è neanche riuscito a entrare in consiglio regionale in Calabria, avete sentito? Dopo ve lo dico. Spudorata Ilaria Salis, c'è la foto anche con la bottiglia di champagne in prima pagina sul quotidiano La Verità, come sono contento, e dall'altra parte c'è l'albanese, Dio mio, un museo degli orrori politici, of course, la prima pagina del quotidiano La Verità. L'albanese insulta gli italiani e il PD la premia. A Bologna, of course, Bologna è la città al contrario che regala la cittadinanza onoraria agli immigrati irregolari, un foglietto di carta che come sono contenti, no? E premia l'albanese dandogli la cittadinanza onoraria pure a lei. L'albanese insulta gli italiani e il PD la premia, l'editoriale di Maurizio Belpietro, ma sempre sul giornale La Verità, che oggi merita davvero il vostro acquisto. Voi che magari non comprate da mesi un quotidiano, aspetta che faccio la magia, inquadrami un attimo Francesco, sto facendo la magia. Concentratevi, guardate bene il video in questo momento del vostro computer, guardate il video del vostro telefonino scaricando l'app di Radio Libertà, schiacciando in alto a destra canali, appare anche il video. Ecco Sammy Varin che vi sta ipnotizzando e Picciu, voi tra poche ore uscirete di casa, andrete dal vostro edicolante, chissà chi è, non importa, e gli chiederete il quotidiano La Verità. Picciu, vedrete se non è così, e poi mi ringrazierete, perché oggi veramente è stracolmo di emozioni La Verità, emozioni che fanno arrabbiare, però dice delle cose che gli altri non hanno coraggio di dire. Meloni denunciata per concorso in genocidio, guarda un po', invece lo scrivono proprio tutti, L'ha rivelato il premier in TV a Vespa. A proposito, Vespa gli hanno scritto, ma io non lo so, sull'ascensore della Rai gli hanno scritto Vespa. Cioè, Vespa è rimasto male, ma non potete scrivere parolacce per Vespa, dai, su un ascensore della Rai, Vespa infame, che io pensavo fosse Vespa, nel senso la Vespa, il cinquantino, 50 Special, no, proprio quel Vespa lì. Vabbè, De Meloni denunciata per concorso in genocidio, sappiatelo, dopo Matteo Salvini nei guai con la giustizia perché ha detto qui in Italia non entrano cani e porci, adesso la Meloni viene denunciata per concorso in genocidio. Con me deferiti all'AIA anche Crosetto, Tajani e Cingolani, quello dei cingoli, insomma, i carri armati, tutte queste armi che abbiamo dato, e chiaramente per la sinistra continuiamo a dare a Israele, ogni giorno partono navi piene di navi. Non è vero niente, le armi piene di navi, le navi piene di armi. Caso unico al mondo, si è perso il senso delle parole, dice la Meloni. Propal in piazza Bologna e Torino nonostante i divieti, scontri, che si inneggi ad Hamas, signori, a me fa vomitare, anche perché questa gente poi ci prepara la pizza la sera. A me fa molta paura questa cosa, e non lo so se prenderò ancora la pizza, non lo so. Dove vado? Sì, cambio ancora, oggi svolazzo da una prima pagina all'altra, ma tra pochissimo entreremo anche all'interno dei giornaloni e non solo. Avvenire, I love you, Avvenire, perché mi scrive in prima pagina: la pace a un passo.
E cosa vuoi aggiungere? Noi siamo qua che instilliamo ottimismo in questa rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, è una chiacchierata tra amici o anche nemici, perché so che molti di voi non votano né Lega né centrodestra, siete schifati dalla politica, però siete attratti, famoso picciu picciu, da Sammy Varin, perché faccio radio da quasi 50 anni, perché mi avete seguito quando studiavate al liceo, sentivate questa voce per radio, e adesso sentire uno, insomma, che ci racconta la realtà, l'attualità, strappando un sorriso, ma proprio ve lo strappo con fatica, non è malaccio. E vi ringrazio. Però l'ottimismo di Avvenire, la pace a un passo, io l'apprezzo. I colloqui di Sharma a un punto decisivo, ultime resistenze, Trump dice accordo possibile, il Papa basta odio, e dopo le critiche di Israele conferma quanto detto da Parolin. E qui la polemicuzza è effettivamente ci sta, d'altronde insomma che qualcuno abbia esagerato un pochino ce ne eravamo accorti. L'immunità per un voto a Ilaria Salis, occhi sul PPE, scrive oggi il quotidiano Avvenire, che però lasciamo perché svulazz da un quotidiano all'altro. Ecco il Corriere della Sera, anche questo in taglio alto: immunità, Salis salvata dai franchi tiratori, scoppia la lite tra Lega e Forza Italia. Secondo voi, di chi è la colpa? Di chi è stata la colpa? 34067090659. Oh, lo chiedo anche a voi di Forza Italia, Voi l'avreste salvata la Salis, perché questa aveva proprio paura dell'Ungheria, mamma mia, terrorizzata da Orban, scrive la Salis proprio sul Corriere. Oggi c'è l'intervista, non dirò chi mi ha aiutata. Ah, quindi lo sa. Adesso vorrebbe un processo in Italia. Ilaria Salis, dopo il no alla revoca dell'immunità, dichiara: avevo il terrore di tornare da Orban. E sui nomi di chi ha deciso di votare contro la richiesta ungherese commenta: chi mi ha salvata? Non dirò mai i nomi. Questa l'apertura del Corriere della Sera cartaceo. Gaza, spiragli per la trattativa, e ci mancherebbe, ma anche il caffè di Massimo Gramellini, viva i traditori, che naturalmente se la prende con la Lega, con Matteo Salvini. Vi leggo qualche riga, poi basta perché mi viene da vomitare oggi. È sorprendente che un noto liberale come Matteo Salvini accusi gli europarlamentari di Forza Italia di avere salvato Ilaria Salis dalle fauci di Orban, aggiungendo i loro voti a quelli del centro-sinistra nella segretezza dell'urna. Lungi dal considerarli dei traditori, ero convinto che li avrebbe ringraziati per la coerenza. Non ce la faccio, scusate, non ce la faccio. Non posso proseguire, no. Massimo Gramellini, leggitelo tu il tuo editoriale, Massimo. Dai, leggitelo da solo. Vado da Angelo Panebianco per par condicio. Il voto in Calabria, sempre sul Corriere. Angelo Panebianco ci spiega perché la sinistra ha perso. Accantoniamo le elezioni regionali. Accantoniamo un corno. Adesso c'è la Toscana, la Campania, che come le elezioni europee sono altra cosa rispetto a quelle politiche. È opinione comune tra gli osservatori che il maggior partito della sinistra italiana, il PD, non si è ancora procurato le carte che servirebbero per renderlo competitivo nei confronti dello schieramento di destra alle elezioni del 2027. Una leadership del partito troppo radicalizzata a sinistra, si chiede Panebianco oggi sul Corriere, un'aggregazione di forze, il campo largo, tenuta insieme solo dall'opposizione al governo Meloni, ma priva di una credibile proposta di governo. C'è anche la flotilla che la tiene insieme, dai. Ciò che sembra difficilmente contestabile è che l'immagine che trasmette di sé l'opposizione
abbia a che fare con l'anomalia italiana. Il fatto che il governo in carica da quasi 3 anni goda ancora nei sondaggi di buona salute. I più prevedono che di questo passo vincerà di nuovo tra 2 anni le elezioni politiche. Un'anomalia, come in tanti hanno rilevato, sia rispetto all'esperienza italiana recente, sia rispetto a quanto accade nelle altre democrazie. Un'anomalia, un'anomalia, un'anomalia. Porta una sfiga. Angelo Panebianco quest'oggi. Oh, la regola oggi è che chi vince le elezioni è già bello e cotto dopo poco tempo, pronto a essere sconfitto, anzi travolto alle elezioni successive. Ma oggi in Italia a quanto pare no. Oh, Panebianco si guarda, ma com'è possibile? Ma è un'anomalia. Colpa dei leader della sinistra? Della loro incapacità di presentarsi come una responsabile forza di governo? C'è un limite in tanti ragionamenti sulla sinistra. Continua a pagina 30, ma sicuramente a un certo punto tirerà fuori la Gaza Cola. Santa polenta, ma perché no? Dai, facciamo un bel distributore di polenta. Io la compro, no, voglio Taragna, chiaramente. Lo faccio un appello ai distributori che vendono le macchinette che ti fanno anche la pasta asciutta, eccetera. La polenta Taragna, perché non la distribuite? Qua mi fermo, signori. Sì, c'è il momento della musica, artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale. Io ve li faccio sentire e ascoltare, anche giovanissimi. Ieri mi ha scritto un ragazzo di 15 anni che fa il cantautore e io prossimamente lo trasmetterò. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eccola la musica indipendente, sì, ci porta anche una certa sensazione, come dire, ma che cacchio sta succedendo in questo mondo? E signori, ve lo stiamo raccontando e ce lo state raccontando voi, ascoltatori su Radio Libertà, inviando una marea di messaggi al 340 6709 659. Abbiamo sentito Sergei Komenko, K-H-O Menko con un'altra K, Preludio Mi minore, un viaggio visivo e sonoro tra archi, pianoforte ed emozioni profonde. Mai quanto! Guarda questa immagine, ma guarda un po' cosa mi ha proposto Facebook. Guarda com'ero bello, ma sono sempre uguale, non sono mica cambiato, signore. Una vecchia immagine di Sammy Varin su Matrix, qualche anno fa, signori. Le telefonate dell'odio a Radio Padania. Matrix, immigrazione, in milioni in marcia verso l'Europa, si scriveva un po' di anni fa, e io ero lì negli studi di Radio Padania Libera, ai tempi ci chiamavamo, in diretta su Matrix, i bei tempi che ci facevano parlare, certo, poi hanno capito bene che è meglio zittirci completamente, ma noi continuiamo a farlo grazie a voi ascoltatori, signori, grazie a voi che ci sostenete attraverso il conto corrente postale 37671294. Dovrei ringraziarvi ogni giorno, ma non ce la faccio. Grazie a tutti coloro che prendono al volo l'occasione, la prima volta che vanno in posta a pagare qualche bolletta, prendono in mano quel modulo bianco, ci scrivono conto corrente postale 37671294, lo intestano a Radio Libertà Milano e ci scrivono la cifra, fossero anche sole 5 euro, per dire Sammy Varin, Giulio Cainarca, Sallusti, Antonino Danna. Vi voglio bene, anzi neanche poi tanto, però dite cose che gli altri non dicono. Grazie davvero per il sostegno, è il massimo sostegno poi che potete fare, lo dico sempre, venirci a trovare negli studi di Milano in via Bellerio 41 e prendervi un nostro gadget, l'orologio a bottiglia, ma anche i portachiavi con l'effigie di Sammy Varin o con su scritto Radio Libertà, ragazzi, roba da pura collezione. Un po' di WhatsApp, e i bolognesi cosa fanno? Battono le mani? Eh sì, abbiamo visto cose vergognose ieri in Piazza Nettuno a Bologna, sbandierare i bandieroni di Hamas con la chefi addosso e tutti lì a ballare e a cantare. Mamma mia, mi vengono i brividi. Ciao da Marco da Cassano Magnago, abita dietro casa mia questo. Guarda che Forza Italia è l'emanazione dell'attuale DC. Loro fanno sempre qualcosa per scambi di favore di quartiere e locali per far bella figura con i loro elettori. Caro mio, è vero, se è successo a Cassano Magnago, vediamo che succede anche in Europa. Viva Israele! Possono anche affondarle quelle barche? No, assolutamente no. Sempre detto che Forza Italia è comunista, povero Berlusconi. Si sta strappando i capelli nella bara. Non scherziamo, però effettivamente Tajani che ogni volta tira in ballo Berlusconi e ogni volta che lo cita guadagna un punto, capito? Per ideologia, odio islamici, clandestini, zingari e borseggiatori vari. Visto il precedente del Parlamento europeo, mi divertirò a sprangarli a morte il più possibile. Assolutamente, non ce ne frega niente di questi messaggi d'odio, ci pensano già loro, ma ci sono anche 2 messaggi audio. Sul cursore sentiamo che cosa dice questo. Ciao Sammy, sono Miriam, non dire più parolacce. Come? Ma Ciao Sammy, sono Miriam, perché? non dire più parolacce. Ma io non ho mica detto parolacce, Miriam, ma non è vero, ma assolutamente. Miriam l'accompagna a scuola il papà e mi scrive, mi sottolinea in rosso tutte le parolacce. Siete peggio del mio, insomma, di papà. Poverini, pensano che sostenere l'Islam li protegga da quello che è il loro fine ultimo verso gli infedeli, lo sterminio. Caro Ermin, più che lo sterminio è meglio imparare a memoria qualche versetto,
non si sa mai del Corano, certo, impariamo la memoria, che è come fosse una canzoncina, no? Una musica indipendente un po' particolare. Ciao Sammy, chissà quanto è costato quel voto al papà della Salis. Io prendo le distanze, quello querela, signori, assolutamente. Ho detto qualcosa? Non ho detto niente. Cosa ci si può aspettare da Gramellini che faccia informazione? Hai voglia. Caro Marco da Milano, è vero, ma io allora mi butto su roba buona, ragazzi, sul quotidiano Il Giornale, che oggi mi sembra particolarmente eccitante, non so come mai, mi piace. Pagina 2, la Salis si salva per un solo voto, non tornerà in cella. L'esultanza in aula, pugno chiuso, tutti antifasciste, tutti antifasciste, tutti antifasciste. Ma no, non c'è l'accordo, scusami, è tutti antifasciste, non tutte antifasciste. Perché non tutte? Tutti, tutte, Oh, allora, la votazione segreta dura 37 secondi, 306 a 305. Voi che avevate preparato popcorn, patatine, lo so, avete buttato via tutto alla fine. 25 voti non di sinistra e lei rivela: so chi sono, ma non farò mai i nomi. Tan da da da. Poi è chiaro, dovete comprare il Corriere che oggi la intervista, se proprio volete. Sospetti e accuse tra alleati, battibecco Salvini-Tajani. Il leader della Lega attacca: qualcuno del centrodestra ha salvato la signora Salis. Il segretario azzurro replica: non accettiamo insulsi. Schlein ammette: se nel segreto dell'urna, come pare, diversi eurodeputati dei Popolari Europei o di Forza Italia hanno votato a favore, ben venga, ben venga proprio. Intanto i Propal celebrano il pogrom, uova, sputi e scontri, 3 arresti. A Livorno viene contestato Salvini, presa a calci l'auto del ministro Valditara. Bologna, idranti sul raduno vietato dal Viminale, aggredita truppe di Mediaset. Siamo a pagina 6 del quotidiano Il Giornale. All'Università di Siena, fischiato il ministro Bernini, il Carroccio: siamo vittime di 4 fascisti rossi che certi sindacalisti continuano a cavalcare. E lo chiedo anche a voi, chiaramente. Stanno cavalcando, secondo voi? Stanno cavalcando? Riescono a cavalcare, ma non a domare le piazze? Quelli di sinistra? I sindacati? Non avete l'intenzione che questa marea stia scappando di mano alla sinistra e sia diventata veramente pericolosa? Perché si stanno aggrappando a qualunque cosa, tranne ai veri problemi del paese, signore. Si stanno aggrappando a qualunque cosa, ma non ai problemi veri del paese. Ancora pagina 7, altra cosa che non sapevate: Wikipedia la usiamo tutti quanti, così come l'intelligenza artificiale. Ormai, anche se non ci vuoi parlare, questo ti risponde lo stesso. Se vai su Google e cerchi qualcosa, ti risponde l'intelligenza artificiale. Dici: cazzo vuole? Qua chi t'ha chiamato? Il falso di Wikipedia non cita il terrorismo su Hamas e 7 ottobre è resistenza. Cioè, capito? Wikipedia comunista. L'enciclopedia online nasconde la vera natura del movimento palestinese e sul pogrom di 2 anni fa scrive: attacco armato per alcuni stati considerato legittimo. Ragazzi, si mette male. Siamo a pagina 7 del Giornale, ma se avete coraggio e arrivate fino a pagina 9, eccola qua. Bologna, la città martire, premia l'amica di Hamas. La cittadinanza onoraria Francesca Albanese, schiaffo alla memoria delle vittime del terrorismo. Vittime del terrorismo? Cioè. Giro di nuovo, signori, ed eccola qua, altra notiziona che mi piace molto: la sfida per la Toscana. Questa domenica, questo lunedì, si vota in Toscana, sarà una battaglia durissima, ragazzi, ma abbiamo vinto quasi tutte le province in Toscana, sono ormai governate dal centrodestra. Dare un bel colpo alla Toscana sarà dura, ma intanto vedremo sicuramente un'affermazione più che ottima del centrodestra. Gianni non vuole più i CPR.
creano delinquenza, dice Gianni, il governatore della Toscana. Retromarcia del presidente. Eh sì, perché lui 2 anni fa firmò per i centri per immigrati. Gaff sui confini, anche qua. Gianni, non sa neanche con chi confina la Toscana. Ha detto che confina con la Lombardia. Sì, nel senso che gli piacerebbe che la Lombardia fosse di sinistra. Aspetta e spera. Francesco Boezzi, Eugenio Gianni sui CPR ha la memoria corta o forse selettiva. Il presidente della regione toscana è diventato critico dopo essere stato favorevole nel giro di un'elezione per la segreteria del PD. Ieri il governatore Dem, ospite di Sky per il dibattito contro Alessandro Tomasi, candidato presidente della Toscana per il centrodestra, si è soffermato sulla contrarietà ai centri di permanenza per il rimpatrio. Sarà per l'alleanza forzata con 5 Stelle e AVS, sarà per lo stile radical chic di Ellis Line, ma Gianni oggi dichiara l'esatto opposto di ciò che sosteneva appena 2 anni fa. Da governatore neoletto in Toscana, Gianni ha aderito ai CPR in Toscana, non in luogo qualunque, in prefettura. Tomasi lo ha ricordato. Ma oggi il presidente di regione definisce i centri carceri, luoghi di detenzione impropri, luoghi di stanziamento permanente non qualificati a cui creano più degrado e creano più delinquenza. E infatti i delinquenti in Toscana sono tutti in giro. Vergogna! E poi proseguirò su altri giornali perché la gaffe che ha fatto per radio dicendo che la Toscana insomma è attaccata alla Lombardia, confina con la Lombardia, Dio mio. Anche la bambina che mi ha parlato prima dicendo che dico parolacce, lo sai anche tu che la Toscana non confina con la Lombardia. Dai, che figura di me. Non posso dire parolacce. Vado avanti, sono a pagina 15 del quotidiano Il Giornale. Oh ragazzi, roba buona, si parla di rottamazione, arriva la Quinques, piano in 8 anni e rate minime. La soluzione mette d'accordo il rigore di Fratelli d'Italia e le richieste della Lega. Per i debiti più alti si può arrivare a 10 anni con un anticipo del 5%. A gennaio scatterà la riforma della riscossione con le cartelle sospese senza l'ok del giudice. L'esperto, finalmente una riforma liberale. Felice Manti, tutto da leggere. Questo articolo sulla rottamazione, per voi che avete saltato qualche rata e vi si è bloccato tutto quanto, ma anche per parenti o amici. Direi che è il caso di acquistare il giornale, fate un'opera buona e glielo fate avere. Giro di nuovo, attenzione, un'altra notizia, questa pagina 16 che non compare sugli altri quotidiani, per quello che vi dico di comprare il giornale. Dai, ma non capite? Vi sto dando degli input per sentire cose che gli altri non possono dire, perché sono prigionieri del loro pensiero unico. Guarda qua, il Consiglio di Stato, uranio impoverito, nesso tra missioni e tumori. Chissà perché penso al generale Vannacci, che è stato uno dei pochi che ha denunciato questa questione dell'uranio impoverito, e forse per quello che ha un pochino litigato con Crosetto. No, dai! Il collegamento riconosciuto dai giudici apre la strada ai risarcimenti a 4.000 militari malati di cancro. Siamo sul quotidiano Il Giornale, signori, e non ne parla nessuno. Sugli effetti invisibili dell'uranio impoverito sulla salute dei soldati, che permangono nel tempo anche dopo la fine dei conflitti, si è detto tanto, con una scia infinita di dubbi, malattie, morti e richieste di giustizia. Sono almeno 400 i militari morti per tumore, oltre 4.000 quelli costretti a continuare a combattere anche dopo la guerra, battaglie ancora più dure. Ragazzi, ne abbiamo intervistati su queste frequenze. Ora una clamorosa sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che nelle attività del militare c'è un rischio professionale specifico che rende automatico il nesso tra la malattia e la partecipazione non
solo a missioni all'estero, ma anche a esercitazioni nei poligoni di tiro. I giudici parlano di un collegamento presunto, ma tanto basta ad aprire la strada a chi vorrà chiedere risarcimenti. Spetterà eventualmente alla difesa, caso per caso, dimostrare che non c'è il nesso di casualità di cui parlano i giudici di Palazzo Spada. Importante sentenza del Consiglio di Stato. A pagina 16 si parla di uranio impoverito sul quotidiano Il Giornale. E vabbè, dai, lo so che state fremendo, vado sul Corriere. Eccola qua, l'intervista. No, dai, Salis per un voto all'immunità. Sì, per un voto all'immunità. Oltre 40 i franchi tiratori e scontro. Il verdetto a scrutinio segreto. Idem Picierno e Benifei. Benifei? Pontieri, si chiama Benifei. Pontieri, l'ira di Budapest. Eccola qua, col pugno alzato. Avanti popolo. Che festeggia dopo che il Parlamento UE ha votato a favore della sua immunità. Claudio Bozza intervista Ilaria Salis: avevo il terrore di tornare da Orban. Chi mi ha salvata? Non dirò mai nomi. L'eurodeputata: vorrei un processo in Italia. In aula avevo dei pezzetti di ferro che tenevo in mano. Insomma, speravo portassero bene. I veri traditori sono i leghisti che consegnerebbero una loro concittadina a un regime autoritario. Ha parlato di noi per caso? Giro pagina subito, va bene. Oggi sul Corriere, Ilaria Salis, protetta da Forza Italia, dice la Lega, dice Matteo Salvini. Voi che ne pensate? 34067096659. Non accettiamo insulti. La lite tra Lega e Tajani. Siamo sempre sul Corriere a pagina 11. Salvini accusa i popolari. È chiaro da dove arrivano i voti. La replica: chi dice queste cose perde voti. Si è visto nelle regioni, quindi non dobbiamo parlare come Lega, dobbiamo fare come Forza Italia, che ha mica di qua, mica di là e guadagna pure voti. Sinceramente io preferisco perderli che essere così. Vado ancora avanti. Cirielli candidato, ma Forza Italia frena, si parla dei boatos sulle prossime candidature, questa volta in Campania. Salvini contestato a Livorno, 2 arresti. Il leghista: sono fascisti rossi. Campania, Fratelli d'Italia in pressing per ufficializzare il vice ministro. Domenica e lunedì si è votato in Calabria per eleggere il governatore e il consiglio regionale. Ha vinto il presidente uscente Roberto Chiuto, candidato del centrodestra con il 57,3% dei consensi. Il suo sfidante, l'ex presidente dell'INPS ed eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico, e mo te lo dico, ha preso il 41,7% dei voti per il centro-sinistra. Domenica e lunedì toccherà alla regione Toscana eleggere il governatore, mentre il 23 e 24 novembre si voterà invece in Campania, Puglia e Veneto. In questo paginone si parla di Salvini contestato a Livorno, con uova, petardi, minacce varie. Roba vergognosa. Ci riprendiamo con l'intervista, pagina 15 del Corriere, di Margherita De Bacche al ministro della Sanità Schillaci. Più fondi per la sanità, arriveranno infermieri non solo dall'India. Il ministro Schillaci promette 2,5 miliardi oltre ai 4 già previsti. In questa intervista si parla di invecchiamento. La popolazione italiana invecchia e di conseguenza aumentano i bisogni. La pressione sugli operatori va alleggerita. Di camici bianchi, i medici non sono calati, restano sguarnite alcune specialità. Il numero degli infermieri è tra i più bassi dei paesi OCSE rispetto alla popolazione. Di nuovi percorsi. Con paghe migliori la professione diventerà attrattiva anche grazie all'istituzione di 3 nuovi percorsi specialistici. Ok? Oggi sul quotidiano Il Corriere, che poi ci dice che è stata, oh che bello, rinnovata la convenzione per i prossimi 5 anni dello SPID. Guarda, solo a nominarlo mi viene da grattarmi. Peggio che Contosi, non so come mai sta cosa. Babbo, lo SPID resta,
ma potrebbe scattare il pagamento. Stemmenate, di come quando paghi le multe o altre cose attraverso internet, che ti salta fuori che devi pagare 1 euro, 2 euro in più, ma perché? C'è qualcuno che fa fatica? Sì, il sistema pubblico di identità digitale, meglio noto come SPID, sopravvive, almeno per il momento, dopo settimane di incertezza. Si garantirà la continuità del sistema per i prossimi 5 anni. Il servizio potrebbe però nascondere in futuro anche dei costi per gli utenti. Aruba, Infocerte e Register.it hanno già introdotto il servizio a pagamento, mentre il principale gestore, ovvero Poste, ha mantenuto al momento la gratuità del sistema, quindi usate Poste, mi raccomando, ma non c'è garanzia che continuerà a essere così. Tra le richieste dei fornitori del servizio, infatti, c'era anche la rassicurazione sui fondi pubblici promessi a chi garantisce l'operatività dello SPID, l'accesso ai servizi digitali per i cittadini. Un'intesa arrivata quasi allo scadere dei termini, ma che consente di evitare lo stop di uno strumento ormai diventato essenziale per... È minimo, ci rompono i coglioni che da qualunque parte ci vuole lo SPID, Dio mio, qualunque cosa si debba fare. Ma questo è il PD, È il PD che ha inventato queste cose burocratiche, mamma mia. Non è vero, non è vero, no, ma voi credete a quello che dice Sammy Varin? Ma assolutamente. Il Fatto Quotidiano la dice giusta. Eccolo qua, centropagina. Ci sono dei disturbi in antenna oggi, hai sentito? Un italiano su 3 si taglia i viveri. I viveri. Carrello diseguale. Dal 2019 consumi ridotti dell'11%. Classe media KO. Confesercenti, il 31% ha ridotto acquisti di cibo. È un dramma. Ed è vero comunque che un po' tutti noi andiamo all'Esselunga, ma compriamo le cose che costano meno. Attenzione alla quantità, ricordate, non certo solo Esselunga, ma molti. Sì, guarda, è diminuito di prezzo, come no? No, il prezzo è sempre quello, ma te ne danno la metà addirittura. Che schifo, ragazzi miei. Giro, vado avanti, sono sempre sui quotidiani, ragazzi, mentre si avvicina la pausa delle 8:30, tra pochissimo Acerbis, le previsioni del tempo, e poi ascolteremo Fiamma Velo con la sua nuova versione di Il Bote, insieme alla Sinestesi Ensemble, violino, flauto, batteria, basso elettrico, roba buona. Ma ecco il quotidiano Il Tempo. Che facce di Salis! All'Europarlamento va in scena l'ipocrisia della maggioranza socialisti popolari di Ursula. Salvata la passionaria AVS, ma non i 2 conservatori. Pugni alzati e inni propale per occupare la poltrona. Il delirio del PD, questa è la vittoria del diritto. Piovono accuse sul PPE per il salvataggio. Procaccini di Forza Italia, voto che umilia l'Italia intera. Ma Tajani non ci sta, non accettiamo calunnie. Siamo in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, con la sfida delle regionali. Campania, Cirielli antifico, Fratelli d'Italia blinda il viceministro, flop Calabria, AVS resta fuori. AVS in Calabria ottiene una percentuale sotto il 4%, resta fuori dal Consiglio regionale. Intanto però si festeggia a Bologna l'oltraggio all'anniversario, festa per il pogrom del 7 ottobre, guerriglia nella piazza dei Propal. Questi i titoli principali del quotidiano Il Tempo, ma anche all'interno, eccole qua, le facce di Salis. Pugni alzati e festa, il delirio del PD, vince l'antifascismo, ma è il solito inciucio. L'Aula aiuta la socialista e il popolare, ma condanna i 2 conservatori. Confermata l'immunità a Peter Magyar del PPE e Clara Sobrev di SPD, revocata a Dvorčić e Obajtek di ECR. Articolo che compare oggi sul quotidiano Il Tempo, ma non su altri quotidiani. Ed eccolo qua, signori, il modello Riace. Ma che modello Riace? Flop di Lucano. Nel suo paese, Riace, dove è ex sindaco, ma lui continua a fare l'europarlamentare, vince la destra. Dati alla mano, nella città modello dell'accoglienza, AVS non va oltre il 10%.
che è già pure tantino, nemmeno Riace ha premiato il partito di Mimmo Lucano. Alle elezioni regionali in Calabria, Alleanza Verdi e Sinistra si è fermata al 10,09%, nel piccolo comune dell'Ocri, la città simbolo del cosiddetto modello dell'accoglienza e patria politica dell'ex sindaco, ora europarlamentare, ma come vi dicevo, AVS non è entrata neanche in consiglio regionale. Ci dispiace veramente. Andiamo sul quotidiano Repubblica. All'interno, la destra italiana divisa. Salvini accusa i forzisti. Tajani, basta calunnie. Attenzione, la bellissima, non riesco proprio a parlare, da ridere, la vignetta di LK con Matteo Salvini col cappellino con su scritto prima l'Ungheria e sotto la scritta definisci patriota. Ok, perché quell'altro definisci bambino, vi ricordate? Santa polemica, ma davvero fanno ridere queste cose? Boh. Scontro Vaticano-Israele, il Papa Parolin esprime l'opinione della Santa Sede. Dopo l'intervista del cardinale sulla guerra, la dura replica dell'ambasciata, ma il pontefice difende il segretario di Stato. Siamo a pagina 8 di Repubblica. In una intervista all'Osservatore Romano, il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, aveva parlato di situazione grave e tragica a Gaza, di una guerra devastante che ha mietuto decine di migliaia di morti, e ha usato anche il termine carneficina. Parolin ha auspicato che il piano di pace di Trump coinvolga i palestinesi. Quelle parole rischiano di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo, ha replicato l'ambasciata di Israele presso la Santa Sede. Le parole di Leone: preferisco non commentare, ma il cardinale ha espresso l'opinione della Santa Sede, così Papa Leone, uscendo da Castel Gandolfo, sull'attacco dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle parole del segretario di Stato Parolin. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione dominante sul nostro paese. Nella prima parte della giornata sole su tutte le regioni, con cielo anche sereno al nord e al centro, qualche nuvola al sud. Nel pomeriggio parziale aumento della nuvolosità, specie sui settori settentrionali del paese, tuttavia senza fenomeni degni di nota. Massime in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca e bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di
di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su Bronco Free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Andatevi a guardare il video del nuovo pezzo di Fiammavelo, si chiama Il Bote, qui è con la Sinestesi Ensemble, violino, flauto, batteria, basso elettrico, e canta una delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo e anche una delle 88 moderne. Il Bote, Fiammavelo, Sinestesi Ensemble, complimenti a questa artista indipendente, questa pianista che seguiamo ormai da tanti
tanti anni, da quando era bambina. 8:38, buongiorno, la voce di Sammy Varin, certo, in diretta nazionale su Radio Libertà, nella banda DAB, Digital Radio in tutta Italia, e stiamo qui a fare il punto delle principali notizie di quest'oggi, magari quelle non messe proprio in primissima pagina. Voi le state commentando al 340 6709 659. Poesia. Se alla Salis ti aggrapperai, 15.000 euro avrai. Se le teste spaccherai, in trionfo finirai. Non l'onesto, non il buono, ma l'ingrato sfruttatore circondato sarà d'ogni onore. Caro Marco mi scrivi anche nome, cognome e indirizzo. Io prendo le distanze da questi messaggi così forti e ingrati, davvero, però giustamente quello che pensa la gente. Lorenzo da Como, ciao Sammy, champagne per brindare un l'incontro tra coscienze sporche che si parano al fondoschiena tra loro. Prendo distanze da tutto. Buongiorno Sammy, perché l'immunità parlamentare, vedi Salis, è retroattiva? Ti sembra giusto? Brava Monica, perché questi misfatti semmai li ha compiuti quando non era ancora europarlamentare. Le sinistre fanno quello che vogliono, sfasciando, pestando, insultando tutti e tutto, perché sanno di avere a che fare con un governo di buffoni senza palle e di un popolo di poveri mentecatti. Provare magari a rendere pan per focaccia? Certa gentaglia va eliminata, caro Gino, eliminata politicamente. Il problema è che poi la Salis l'avete votata in molti, magari anche qualcuno di voi, perché piace il fenomeno di chi non rispetta le leggi, capito? Tira questo fenomeno. Boh, che te devo dire? Vado sulla... dove sono? Cos'è successo? Sono ancora, sì, certo, su Repubblica, perché su Repubblica Salute c'è un interessante articolo oggi di Michela Marzano, che ben conosciamo, ha scritto, diciamo, dei libri un po' particolari, però ci piace, insegna filosofia e morali all'Università a Paris Cité. I giovani sono soli. Impariamo ad ascoltarli senza mai giudicarli. L'inadeguatezza, la fragilità, i timori per un domani che non offre certezze, prof e genitori trovino un altro linguaggio e li lascino andare per la loro strada. Per me va bene, l'importante è che non li facciamo diventare gay, perché questo bellissimo ragazzo ritratto all'orecchino e già mi pare che sia su quella strada. Però si scherza, Sammy Varin, basta ascoltarli, i più giovani, per sapere che stanno male e che sono sempre più numerosi i ragazzi e le ragazze che non sanno come riempire il vuoto che a tratti si spalanca dentro, sopportare l'assenza di punti di riferimento, la paura di non avere futuro, tenere testa agli sguardi attoniti di chi invece di riconoscerli per ciò che sono e non per quello che secondo noi adulti dovrebbero essere, li giudica. Mamma mia, ragazzi, dopo aver letto questo articolo ho paura a tornare a casa a far da mangiare ai miei figli. Brrr. Vado sul quotidiano La Stampa, vai che arriva Morelli alle 9, vai, il quotidiano La Stampa, Gaza, scontro Israele-Vaticano, ma io subito all'interno, perché meno male si ricordano i nomi del dolore. Gli israeliani tornano nei luoghi del 7 ottobre, dove il tempo si è fermato. All'alba il ricordo delle 1200 vittime e l'attesa dei 48 ostaggi ancora a Gaza. Paginone, la pagina 6 del quotidiano La Stampa, anche con l'eredità del 7 ottobre. C'è chi sta costruendo una narrazione parallela in cui i terroristi sono partigiani e Hamas resistenza. L'insonnia dei giusti, basta ricatti morali e atteggiamenti fascisti. Dall'altra parte, oggi a essere condannate un'intera nazione senza distinzione tra chi sostiene la guerra e chi no. In 2 anni di massacri, la storia è cambiata, Israele molto più sola. Decidete naturalmente chi ha ragione, e magari anche quell'ex detenuto palestinese intervistato a pagina 9 da Francesca Mannocchi.
Io, ex detenuto palestinese torturato senza pietà nelle carceri di Israele, l'inferno nella prigione di Ramon, mi hanno bastonato e fracassato la testa. Capito? Insomma, è così si ricordano le vittime israeliane, secondo il quotidiano La Stampa. Ma Albanese è star nell'Ateneo occupato. Dobbiamo essere più gentili di tutti. Loro sono i più gentili di tutti, parla la relatrice speciale ONU per la Palestina a Genova. Gli incontri con i portuali, con la sindaca Salis, e insomma, Genova è stata la miccia, occupazione e blocco delle navi, la nostra bussola. I primi a scendere in piazza contro questo genocidio sono stati gli studenti, ma dove erano i loro insegnanti e i genitori? Belle frasi, signori, questi sono gli eroini della sinistra. A pagina 15, naturalmente ce n'è anche per noi. Tajani e Salvini, accuse reciproche, decisiva l'assenza di Patriciello della Lega. Ti immagini? A stata colpa di Salvini. Forza Italia attacca, andate a vedere chi era in aula. Il Carroccio, il nostro eurodeputato, era malato. E intanto hanno dato la colpa alla Lega. Ma guarda che simpatici, quelli del quotidiano La Stampa, sono gli unici che osano scriverlo in questo modo. Ancora sulla Stampa, ma questo è interessante, il titolo Strade sessiste. Fratelli d'Italia chiede di eliminare i divieti sui cartelloni pubblicitari. Malan, basta censura. L'opposizione insorge, donne mercificate. Eccolo qua, vedi, la protesta su un cartellone affisso da un noto marchio di lubrificanti 4 anni fa a Palermo. A scrivere questa è violenza sulle donne era stato un gruppo di studentesse, perché si metteva l'immagine di una bella ragazza in costume da bagno. È violenza sulle donne. Raffaella Paita di Italia Viva: è grave e sconfortante che si voglia approvare questo emendamento proprio in un momento di immagini rubate e modificate sui social. Vogliamo togliere un deterrente? Lo stop ai messaggi sessisti e offensivi era stato introdotto 4 anni fa modificando l'articolo 23 del codice della strada. È pubblicità nelle strade. Fratelli d'Italia vuole tornare indietro per non censurare, ad esempio, i manifesti dei Pro Vita o della Lega. Signori, ma ragazzi, cioè, non è niente di violento o volgare. Mettere una signorina in costume da bagno e mettere un feto può anche essere un qualcosa che ti turba, però ragazzi è tutto vero, niente di inventato. Andiamo sul quotidiano La Verità, dove è caccia ai 72 disertori che l'hanno salvata, occhi puntati sul PPE. L'occupatrice Salis vince l'impunità e brinda alle martellate degli Antifa. Salvini attacca Tajani, vergogna. Se la donna è fascista, non è stupro. Oggi la lezione di etica della sinistra. Carlo Cambi ne parla oggi sul quotidiano La Verità. Polemica a Genova dopo le parole di Francesca Ghio di AVS su Norma Cossetto. Francesca Ghio è una consigliere comunale di Genova. Centrodestra, sei avvisato. Stuprare una fascista non è reato e non va ricordato. Poteva essere uno slogan da antagonisti, invece la risposta che ha dato la consigliera Francesca Ghio di AVS, che denunciò di essere stata a sua volta violentata da un'interpellanza del centrodestra. Genova, dove governa il sindaco Silvia Salis, candidata da Matteo Renzi, e questa è garanzia di insuccesso, a pigliare in mano le sorti del PD. Più che un comune pare il raduno di un collettivo antagonista. Di fatto espelle la Leonardo dal Festival della Scienza per un veto posto dai Propal. Accoglie Francesca Albanese nel giorno del ricordo della strage del 7 ottobre perpetrata da Hamas, che lei considera un'alta autorità di governo. Infine nega la misericordia della memoria a Norma Cossetto. E ciò che fa più male, indigna, è che questa damnatio memorie è operata da un esponente politica della sinistra che aveva denunciato di essere stata abusata. Se volete saperne di più, ragazzi, oggi il quotidiano La Verità e tutti
tutto quanto vostro. Se non bastasse, pensiero forte, suprematista e omofoba, la suite Taylor Swift, famosa cantante che aveva sostenuto la campagna contro Trump, esce con un nuovo album, critiche dagli utenti che vedono messaggi razzisti anche dove non ci sono, la suite raccolta, travolta dal woke e dalle follie dei democratici. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Verità. Andiamo sul Libero. Meloni si ribella all'odio dei Propal. Questo è il titolo principale, ma bellissimo, in centro pagina la foto naturalmente della Salis col pugno chiuso. Bruxelles, la Salis schiva il processo per un voto, continuavano a chiamarla impunità. Bellino come titolino, è simpatico, sì, dai, continuavano a chiamarlo Trinità, ci ricorda Bud Spencer, eccetera, il pugno, cioè, vado avanti, pagina 13 di Libero, la sfida a Fico, il centrodestra verso l'intesa, in Campania, favorito Cirielli, sono soltanto boatos, ma pare che forse ce la facciamo. Il viceministro di Fratelli d'Italia incassa il sostegno del suo partito e della Lega, ma Forza Italia resta sulle sue. Il meloniano: mi stupisco dei tentennamenti azzurri, ne parla oggi il quotidiano Libero a pagina 13, mentre Tajani lancia il commissario per il Salva Milano, il provvedimento della discordia, cantieri bloccati, il vice premier che dice la città non si può fermare, ma il sindaco Sala si oppone dicendo crea confusione. Giro la pagina e attenzione, arriva un'altra perizia per il caso Rami. La procura si smentisce, inguaia i carabinieri. Milano, indagato anche l'amico di Elgam. I PM chiedono di riscrivere le analisi sull'incidente in cui è morto il 19enne fuggito all'Alte. Le consulenze di parte si contraddicono. Massimo Sanvito ci spiega che sembrava che la perizia del consulente nominato dalla Procura di Milano avesse messo una pietra tombale sul caso di Rami. Sembrava appunto perché ora la partita si riapre. La stessa Procura infatti ha deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto costato la vita al 19enne egiziano sulle strade della Baglieu Meneghina del Corvetto. Questo perché la relazione stilata dagli esperti nominati dai legali di Fares Bouzi e della famiglia di Rami, il 22enne tunisino che la notte del 24 novembre guidava senza patente il T-Max in fuga dai carabinieri, ovviamente ha portato a conclusioni divergenti su diversi profili essenziali, scrivono i PM nell'istanza presentata al GIP, che non consentono di arrivare a una ricostruzione univoca. Ne parla con un paginone oggi il quotidiano Libero. E il Libero Milano, eccoli qua, i Propal in statale che offrono siorri sbirri a 3 euro. Avete capito bene, sbirri a 3 euro, proteste e slogan contro Israele, contro la polizia, niente lezioni, porte sbarrate per l'occupazione messa in atto dai collettivi nel giorno del ricordo del 7 ottobre. Il lenzuolo si prende tutto il portone, statale occupata, siamo a Milano, a caratteri cubitali, mezzo viola, mezzo nero, sotto ci sono i manifesti stampati in bianco e nero, via Conservatorio occupata contro l'Accademia del Genocidio, non è neanche la fotografia più allarmante, l'orrore all'interno è descritto a mano, apparentemente sembra il listino di un locale, non fosse per delle rondini disegnate a parte in maniera speculare che richiamano le frange della Kefia. Sbirri morti, 3 euro. Parole che inquietano, soprattutto nel giorno in cui si ricordano le vittime del 7 ottobre. Interessante, che ne dite? Meritano un vostro commento queste cose? 340 6709 659. Commentate le notizie del giorno scrivendo in questo momento al 340 6709 659. Una bellissima occasione per dire la vostra in una radio che si chiama ancora, speriamo, Radio Libertà. Dove vado? Arrivo ai vostri WhatsApp, perché ne state veramente scrivendo tanti, meritano e giustamente li sto tenendo
in caldo, ma adesso è arrivato il momento di tuffarci e leggere qualche cosa. Allora, vediamo un pochettino dove mi portate. La signora Salis, oggi è caldo questo argomento della Salis salvata. Poi chiediamo anche ad Alessandro Morelli, il sottosegretario, arriva tra 10 minuti. La signora Salis non solo andava in giro a spaccare teste ed è impunita, ma ora prende un sacco di soldi senza fare nulla, mentre io lavoro per 2 lire. Forza Italia traditori, Silvio si rigira nella tomba, scrive Roberto dalla Brianza. Io chiaramente prendo le distanze, Roberto, da ciò che dici, perché ci mancherebbe altro, è tutto da dimostrare, però c'è una certa insofferenza, ripeto, verso queste persone che sembrano non volere rispettare le leggi e sono osannate da tanta gente che li va a votare addirittura alle elezioni. Perché non paghiamo più i nostri medici e infermieri? Perché non paghiamo di più i nostri medici e infermieri invece di farli andare all'estero? Tanti sono andati in Arabia, pagati e trattati come re. Che preparazione hanno i medici e infermieri stranieri? Io non mi fido, magari vengono da noi a fare tirocinio. Antonia, posso dirti solo una cosa. Proviamo, tu dici sì, proviamo, ti fai curare da loro e probabilmente è già successo. Buongiorno, propongo a tutti i politici conservatori di destra, intellettuali, giornalisti, persone del mondo dello spettacolo, religiosi e cittadini sempre conservatori di destra, di etichettare sempre in qualsiasi dibattito e in qualsiasi occasione questi liberisti socialisti di sinistra filocinesi, e cioè i Piddini, i 5 Stelle, il partito rappresentato dal gatto e la volpe, OVS, AVS, stalinisti addirittura, non comunisti ma stalinisti, l'uomo più terribile del Novecento, peggio di Hitler. Vai a fare un giro in certe città dell'Emilia Romagna dove c'è ancora tranquillamente via Stalin, c'è un quartiere che si chiama Stalingrado anche a Bologna. Loro ci chiamano fascisti e noi li chiameremo stalinisti. Ancora Ruggero, buongiorno Sammy, la vicenda Salis dimostra ancora una volta di più che il Parlamento europeo è fatto di una maggioranza di cialtroni, delinquenti, fancazzisti, che però si dimenticano dello scandalo baronessa von der Leyen Pfizer, il Qatar Gate, con protagonista il nostrano Panzerotto. Panzerotto a chi? Cosa aggiungere d'altro? Ci scrive Ruggeri. Ancora, certamente il 340-6709-659 da memorizzare sul vostro cellulare se ancora non l'avete fatto. 340-6709-659 in qualunque momento del giorno o della notte vi viene in mente qualcosa, ci scrivete un messaggio. Ma sì dai, c'è anche da ridere, se Salis, Schlein e Conte faranno ancora il trio Medusa sono strade spianate per il centrodestra, con calma sistemiamo tutto. Mi piace, no? Chi fa anche un po' dell'ironia. Fa paura vedere tutto ciò che sta succedendo in questo paese. Bisogna a tutti i costi bloccare questa deriva, perché altrimenti, se si continua così, poi sarà troppo tardi. Clara da Sondrio ci mette proprio il problema qui sul tavolo. Stiamo perdendo il timone di questo paese. Tutte queste manifestazioni orribili, quelle di ieri con la bandiera di Hamas, sembra che la politica stia perdendo di vista queste persone, le si cerca sempre di catalogare, di inscatolare, dici chissà mai che questi votano a no, o sì, o sì. Intanto vi propongo ancora, eccolo qua, Matteo Di Benedetto con l'Anna Cisint della Lega, ci fanno vedere cosa è successo ieri a Bologna, cose turche o giù di lì. Gli estremisti pro-Hamas festeggiano il 7 ottobre. Islamabad? No, Bologna. Fammi sentire ancora un po' di musica indipendente, sì! Musica indipendente di alta classe?
con la signorina che sventola la bandiera di Hamas indossando la keffia e festeggiano il 7 ottobre inneggiando ad Hamas. Roba buona sì, per farci venire paura, perché questi sono poi i tagliatori di teste. Quante volte li abbiamo visti in azione negli scorsi anni e adesso li vediamo qui sotto casa nostra. E i bolognesi che cosa dicono? Eccolo qua, l'appello figlio d'Apollo. Cari bolognesi, scrivetemi 340 6709 659, mentre il Corriere mette in apertura il data room della Gabanelli con la domanda cruciale: l'Italia ha il record di medici in Europa, ma allora perché li trovi subito solo se paghi? Tan, da, da, da. Questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica naturalmente apre con la nuova flotilla. Ragazzi, io ho paura a tornare a casa ad accendere il telegiornale. No, non ditemi che ricominciamo da capo con una nuova flotilla. L'esercito israeliano ha attaccato la nuova flotilla, navi abbordate, interrotte le comunicazioni, 90 sanitari, 150 volontari. Ecco chi sono gli uomini, le donne di questa nuova spedizione. Dici che parliamo di questo ancora per altri 15 giorni? Io spero davvero di no, che ci sia qualche altro argomento. Però ragazzi, ditemi voi come si devono comportare questi giornalisti, perché è un piatto ghiotto comunque la diretta dalla nave, far vedere ecco gli israeliani hanno abbordato in questo momento la nave della flotilla e poi certo il ritorno di questi, ci sono sempre dentro i parlamentari e Scotto che piangeva mi hanno rubato le sigarette, e quell'altra, la Greta, che diceva non ho più la crema da sole, mi hanno rubato la crema solare. Cose gravi, signori, non posso che interrompere le trasmissioni per qualche minuto. Per fortuna ci porta via la musica indipendente prima dell'arrivo del sottosegretario Alessandro Morelli. Andy Micarelli è in arrivo, ragazzi, con Teate. Teate è una delle città più antiche d'Italia, è l'antico nome dell'odierna Chieti, la città che l'artista Andy Micarelli vuole celebrare con un vero e proprio inno, dimostrando orgoglio e appartenenza. A voi, Teate. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nell'abbraccio di Teate mi perdo, tra vicoli stretti e mura antiche. Il sipario del Marrucino apre la scena, ogni sguardo porta vita. Lungo il corso ogni vasca un ricordo, sapori che riportano a ieri. Il sorriso dei nonni la domenica, terra e tuta, bici e pallone. Teate, tu stringi il mio cuore, ogni strada il tuo odore. Nell'aria luci e canzoni, cresciamo insieme tra mille occasioni. Contemplando le sere d'estate, mi lasciavo dai grilli cullare. Cammino sopra opere romane, penso a ieri, quante braccia sotto i nostri piedi. La fontana che cambia colore, coi riflessi di storia su ogni goccia. Sotto le stelle col mondo in mano, nel vento, la curva Volpi che canta. Teate, tu stringi il mio cuore, ogni strada il tuo odore. Nell'aria luci e canzoni, cresciamo insieme
mille occasioni. Oh, 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 oh. La fontana che cambia colore, coi riflessi di storie su ogni goccia. Dal patrono a Nettuno camminando, nel vento ritrovo l'incanto. Create, tu stringi il mio cuore, ogni strada il tuo odore, nell'aria luci e canzoni, soffriamo insieme tra mille occasioni. Bellissimo, bellissimo ricordare il nostro territorio, in questo caso la città di Andy con la Y Micarelli. Si intitola Teate, questa bella canzone che parla proprio della sua città, l'odierna Chieti. Tutto da scoprire questo pezzo e anche il bellissimo video che trovate su YouTube scrivendo appunto Andy Micarelli. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Viva i traditori, scrive oggi Massimo Gramellini in prima pagina nel suo caffè sul Corriere della Sera. E per scaldare un po' l'atmosfera ve lo leggo, dai. È sorprendente che un noto liberale come Matteo Salvini accusi gli europarlamentari di Forza Italia di avere salvato Ilaria Salis dalle fauci di Orbán, aggiungendo i loro voti a quelli del centro-sinistra nella segretezza dell'urna. Lungi dal considerarli dei traditori, ero convinto che li avrebbe ringraziati per la coerenza. Il centrodestra, di cui Salvini fa parte fino a prova contraria, ha fondato la sua storia sulla strenua difesa delle libertà individuali e il garantismo è come la tolleranza, ha un senso solo se lo applichi anzitutto ai tuoi avversari, specie quando il sistema giudiziario che li reclama appartiene a una democrazia piena di buchi come l'ungherese. Neanche il peggior nemico di Ilaria Salis può onestamente affermare che ci sia un giudice a Budapest, scrive Gramellini sul Corriere. Un magistrato cioè in grado di valutare con l'autonomia e indipendenza l'operato dell'eurodeputata italiana dopo che un ministro del governo Orbán gli ha già recapitato un messaggio minatorio con le coordinate del carcere. In un contesto del genere, mandarla a processo equivaleva a mandarla in galera. Il reato che le contestano è stato commesso prima della sua elezione, certo, ma con che coraggio, con che umanità un liberale può consegnare una rivale a un destino già scritto? Viva i traditori per averci evitato l'ennesima replica di uno spettacolo grottesco, quello di una parte politica che vuol negare alla controparte le stesse garanzie che pretende per sé. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Mi viene sempre da grattarmi quando leggo Massimo Gramellini, un po' come quando parlo di Tosi, non so perché c'ho questo effetto. Per fortuna è arrivato il sottosegretario. Buongiorno al senatore Alessandro Morelli. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Cosa rispondiamo a Massimo Gramellini che ha tirato in ballo naturalmente Salvini e la Lega dicendo che noi abbiamo fondato la nostra storia sulla strenua difesa delle libertà individuali e adesso insomma tifavamo perché la Salis fosse giudicata da quei cattivi ungheresi che l'avrebbero sicuramente mandata in galera. Ilaria Salis schiva il processo per un voto,
continuavano a chiamarla impunità. Questo è il titolo oggi del quotidiano Libero. Come la vedi, Alessandro? Beh, e basta guardare che cosa sta succedendo e che cosa è successo nei giorni scorsi, esattamente ieri, alla manifestazione, all'evento che Matteo Salvini stava tenendo, ha tenuto a Livorno con grande coraggio rispetto a quelli, ai compagnucci della Salis, perché ricordiamolo, Salis è accusata di aver praticamente fracassato la testa a un avversario politico, peraltro partendo dall'Italia, quindi insomma anche con una certa finalità fin dall'inizio, e ieri a Salvini di fatto hanno cercato in tutti i modi di impedire di tenere un comizio democratico a Livorno. Ora è gente della stessa pasta. Peraltro dobbiamo sottolineare, lasciando stare Gramellini, di cui francamente mi interessa poco, che la signora Salis, oltre ad essere accusata di un reato che è stato sarebbe stato compiuto prima della sua elezione, è una pluricondannata. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è una signora che ha una fedina penale lunga 1 chilometro e quindi per questa ragione non ha alcun alibi per sfuggire alla giustizia. Se poi si ritiene che l'Ungheria non sia un paese democratico, come continuano a dirci, la buttino fuori dall'Europa, trovino un sistema per buttarla fuori dall'Europa. Però il tema è sempre il solito, cioè tu accetti dei paesi che sono all'epoca, figuriamoci, l'Ungheria era un paese sicuramente arretrato rispetto ad oggi, quindi grazie alla cura Orban è migliorato molto da tutti i punti di vista, e oggi stai dicendo che quel paese non è democratico. Ma scusate, allora non bisogna farlo entrare, corretto? Fatto sta che negli ultimi giorni, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, Alessandro, abbiamo visto scene veramente indecenti. L'ultima la stiamo facendo vedere e giustamente io faccio anche musica indipendente, te la faccio anche sentire. Cos'è successo ieri a Bologna? Siamo a Islamabad? No, siamo a Bologna. Gli estremisti pro Hamas festeggiano il 7 di ottobre con le bandiere di Hamas, con la keffia. Ragazzi, ma questi sono terroristi, sono tagliatori di teste e questi ne hanno combinate in questi ultimi decenni di tutti i colori. Li abbiamo a casa nostra e li lasciamo anche festeggiare. Com'è possibile? E poi questa è una roba che parallela, come dicevi anche tu, è successa anche in altre zone d'Italia. Abbiamo visto a Livorno, hanno tirato di tutto contro il ministro Salvini, hanno preso a calci l'auto del ministro Valditara. Stiamo permettendo che accadano queste cose o è la sinistra che sta perdendo il controllo di questo popolo in manifestazione? E Alessandro, non possiamo far finta di niente, comunque ce n'erano tanti negli scorsi giorni a manifestare. Che popolo è quello che sta manifestando? Non si riesce a etichettare o lo abbiamo etichettato benissimo? E soprattutto fa paura perché protesta contro il governo per un qualcosa per cui il governo non può fare proprio niente, ma parallelamente poi arrivano le minacce un po' più forti. La Meloni denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Succedono cose strane, difficili anche da spiegare, se non che c'è qualcuno che vuole forse soffiare sul fuoco e creare il caos. Morelli. Politicamente, mi perdonerai, sono assolutamente inspiegabili. È un po' come ti ricorderai, visto che entrambi abbiamo una lunga carriera politica e giornalistica, ti ricorderai le elezioni in Emilia-Romagna regionali di qualche annetto fa, nel quale la sinistra, avendo il terrore che la Lega, allora c'era Lucia Borgonzoni candidata, potesse vincere le elezioni, si inventò le cosiddette sardine. E dove sono finite le sardine? Sono finite in scatola, però, perché a quanto pare, a parte il proprio leader
di cui manco mi ricordo più il nome, figurati. Mi ricordo però che propose le canne libere in giro per Bologna, sono completamente sparite. Perché? Perché se la politica di sinistra non riesce, o in quel caso addirittura aveva il timore che vincesse con un plebiscito la Lega e la Borgonzoni, in quel caso sostenuta da Matteo Salvini, non riescono politicamente ad attaccare, a criticare, a fare una campagna che sia positiva dal loro punto di vista, chiaramente, è chiaro che saltano fuori tutte queste frange, e queste frange che non sono politicamente, non c'è una bandiera del PD, non c'è una bandiera di altri partiti, se non poche, nell'ambito di queste manifestazioni, ma c'è un movimento che loro definiscono di popolo, in realtà è di pochi. Questa mattina mi hanno mandato dei ragazzi delle foto dell'Università Statale di Milano, nella quale all'ingresso dell'Università Statale di Milano c'è un picchetto di alcuni delinquenti, perché di questo stiamo parlando, che fanno entrare a loro scelta gli studenti. Chiaramente gli studenti che fanno parte dei collettivi entrano in università e chissà cosa combinano dentro l'università. Tutti gli altri rimangono fuori. Ora, questo è, da un certo punto di vista, per noi è positivo, perché significa che la sinistra politica non è assolutamente in grado di fare alcun tipo di proposta credibile, contrastante alle iniziative del governo. Ma in generale da cittadino è terribile, perché chiaramente, come dicevamo, queste sono le frange peggiori della sinistra, rappresentate chiaramente anche dalla Salis, e che in questi giorni stanno dimostrando quello che sono in grado di fare, vedi Livorno, con l'attacco gravissimo ai danni di Salvini. E stiamo mostrando queste immagini sul quotidiano Il Tirreno, che titola questa mattina "Bombe carta per Salvini, in 200 contestano il ministro, 2 ragazzi fermati". Cose che, ripeto, la sinistra sembra non stigmatizzare, anzi, puntini. Ci stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659. Stiamo parlando di questi nuovi personaggi della sinistra, e c'è anche la paladina pro Hamas, mi ricorda Giulio, la paladina pro Hamas della sinistra, Francesca Albanese, anche se comincia forse a dare un po' fastidio, perché questa vuole prendere il posto della Schlein, signori. Cittadina onoraria di Bologna. Cosa pensi di questa Francesca Albanese? Perché è un pezzo grosso, ragazzi, Ma sto leggendo, sono croniche giornalistiche, quindi vanno sicuramente approfondite, anche magari attraverso il vostro lavoro, il lavoro di Radio Libertà, che il marito è un personaggio noto della finanza, che non ha mai disdegnato né di attaccare Israele né di parteggiare dalla parte sbagliata. Detto questo, quello che penso io dell'albanese, francamente ritengo che sia un pensiero comune a molti nostri ascoltatori, e tutti sanno cosa uno può pensare, una persona di buon senso, di un personaggio del genere, ma sottolineo che in questa fase tutto questo è, se non palesemente sostenuto, quantomeno la fermezza con la quale la Lega e altri partiti del centrodestra europeo stanno cercando di fare la propria battaglia politica, chiaramente trova un muro di gomma quando, come per la Salis, avviene un voto segreto nel quale ci sono decine di franchi tiratori di centrodestra, e chiaramente il primo pensiero nell'ambito del Parlamento europeo, essendo Salis una parlamentare italiana, non può che andare alle componenti del Partito Popolare Europeo la quota italiana, quindi è Forza Italia. Dall'altra parte abbiamo Forza Italia che fa la stampella del sindaco Sala a Milano, con una uscita dal Consiglio Comunale proprio su una delibera molto importante che avrebbe potuto causare la caduta di Sala. Mentre la Lega con coerenza sta facendo la propria battaglia politica, con Salvini
che viene aggredito da 200 delinquenti, con le università chiuse, no, più che chiuse, sprangate letteralmente da questi che picchettano, con i fermi e gli scioperi generali che bloccano l'Italia, convocati in maniera totalmente illegale il giorno prima. Con tutto questo una parte del centrodestra italiano, Forza Italia, per non fare troppi giri di parole, non disdegna di dare qualche aiutino. È chiaro che così diventa una lotta improba per Salvini, per la Lega e per chi chiaramente ha fatto delle proposte in campagne elettorali chiare e che le vuole portare avanti. C'è Alessandro Morelli in diretta con noi. Se avete una domanda da fargli potete inviarla al 340 6709 659. Sì, ha fatto impressione anche fuori dalla statale quel manifesto. Sembra quasi il menù di un ristorante, sbirri morti a 3 euro. Una cosa veramente vergognosa. I nostri ascoltatori ce la stanno facendo notare, così come la notizia di ieri degli studenti della Lega cacciati dall'Università di Torino. Loro non possono neanche volantinare. E qui mi viene in mente Charlie Kirk. Abbiamo trasmesso proprio l'altro giorno una canzone che è stata scritta in onore di Charlie Kirk, questo comunicatore americano che fa un po' anche il nostro lavoro, quello che facciamo qui a Radio Libertà, parlare alla gente ma soprattutto ascoltare la gente. Tra pochi giorni sarà il primo mese, il primo anniversario della morte di Charlie Kirk e quello che la Lega vorrebbe fare, lo ha detto il generale Vannacci, lo hanno detto anche altri nostri parlamentari, tornare davvero nelle università e ritornarci di nuovo, perché questi ci cacceranno, questi non vogliono che nessuno dica cose non di sinistra e noi ci torniamo ancora a parlare alla gente. Angelo dalla provincia di Bergamo mi scrive: anni fa volevano occupare l'università di Bergamo, il rettore si è messo sul cancello e a tutti quelli che volevano entrare chiedeva il libretto universitario. Sapete in quanti sono entrati? Nemmeno uno. Alessandro Morelli. E questo ti dimostra come appunto sia in corso una vera e propria organizzazione. Ci sarebbe da capire chiaramente chi sono i leader di queste proteste, ma in realtà sono manifestazioni politiche, e capire come fanno. È probabile che molti di questi possono usufruire di permessi vari e bisognerebbe fare chiaramente una maggiore indagine da questo punto di vista, cosa che il mio auspicio è che il Ministero dell'Interno inizi a fare differentemente da come ci si è sempre comportati, semplicemente perché il livello adesso diventa altissimo, gravissimo, mentre i nostri militanti, i nostri sostenitori dedicano il loro tempo a Pontida, per esempio, o alle nostre manifestazioni, prendendo i giorni di ferie per andare a fare un'opera civile, e cioè una manifestazione super pacifica che è una vera e propria festa di popolo. Dall'altra parte abbiamo questi personaggi che non si sa come riescono a stare assenti dal lavoro o addirittura a non lavorare per giorni e giorni. Questo è un punto di domanda molto interessante, no? Riguardo ai picchetti alla Statale di Milano ci scrive ancora Ombretta che fanno entrare solo studenti dei collettivi selezionati. Una domanda: il rettore dov'è? Non prende iniziative, non li fa sgomberare dalla polizia? Sarebbe da denunciare per omissione di atti d'ufficio perché non interviene a difendere chi vuole entrare, ci scrive l'Ombretta. Ma ancora altri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Maurizio scrive: sono prove di insurrezione. Dopo le prove del blocco Covid, di fronte ancora alle farneticazioni di Landini e al silenzio dei suoi uomini, purtroppo è chiaro che ci vogliono portare alla guerra civile. Non è fantapolitica, ma razionale analisi. E Alessandro, la Lega a questo proposito, a proposito di manifestazioni violente,
ha proposto una cosa che poi hanno inflitto già a noi tempo fa, cioè che ci sia una cauzione per chi organizza queste manifestazioni nel caso di violenze e devastazioni, o no? Ti ricorderai che alla manifestazione famosissima che tenemmo a Roma oramai penso 20 anni fa, il Comune di Roma, penso, chiese alla Lega una cauzione, una fideiussione, un assegno preventivo nel caso per pagare eventuali danni. La Lega, allora segretario Roberto Bossi, accettò e appunto si tenne quella manifestazione. Devo sottolineare come il percorso per risolvere tutte queste tensioni sociali è un percorso medio-lungo. È chiaro che non si può dalla sera alla mattina né fare uno stato di polizia che verifichi chi sta facendo le manifestazioni e come può permettersi di fare questo tipo di manifestazioni tutti i giorni, né dall'altra parte cambiare dei modelli. Devo sottolineare per esempio che proprio alla Statale di Milano, visto che è stata citata, la rettrice è invece una donna molto coraggiosa, perché è stata la prima ad aver sospeso dalle elezioni qualche mese fa un facinoroso giovane che con la violenza interruppe un evento pubblico richiesto, eccetera, da parte di un gruppo di studenti. Questo personaggio, assieme ai suoi compari, andò e con la violenza impedì di tenere questo evento. Per la prima volta, penso, nella storia della Statale di Milano, la rettrice prese questa decisione, cioè sospese questo personaggio. Chiaramente polemiche, figuratevi, questo che cercava di passare pure per vittima. Io poverino, l'unico espulso o sospeso dalle elezioni nella storia dell'università, altro che sospensione, gli sarebbe servita una espulsione. Come dicevo, però, quello che è un esempio, oggi stiamo parlando di un livello molto maggiore. È chiaro che di fronte a una situazione che chiaramente rischia tutti i giorni di vedere alzare la tensione in tutta la città. Vi ricordo cosa è successo ad agosto, peraltro, qui in un periodo nel quale probabilmente molti di questi personaggi erano pure bellamente in vacanza, quando c'è stato lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Quindi è chiaro che per arrivare a a un clima in generale di buonsenso, il percorso è medio-lungo, ma se mai si inizia, mai si arriverà. Non ti sto facendo domande, sto leggendo quello che i nostri ascoltatori ti scrivono. Aspettano che il governo reagisca per scatenare il caos tipo primavere. E che cosa deve fare il governo, Morelli? Deve reagire duramente. La Lega ha proposto un decreto sicurezza assolutamente importante, o in questi casi bisogna andarci calmi proprio perché non sappiamo anche che gente è questa che frequenta queste manifestazioni, non si riesce a inglobare, dire votano tutti Partito Democratico, non si capisce, neanche loro riescono a gestire, non c'è più un servizio sicurezza, non è più di moda un servizio sicurezza che la gente che manifesta non vede lo striscione dietro il quale stanno passeggiando, non hai letto che si manifesta pro Hamas in quello striscione? Sono delle domande che a volte uno si fa, Alessandro. Domande assolutamente legittime, ma che chiaramente hanno dietro una serie di questioni che noi possiamo, su cui noi possiamo dibattere comodamente seduti al telefono o ascoltando la nostra radio, ma che invece hanno dei profili anche di servizi interni, perché stiamo parlando veramente di un livello di rischio molto più alto. Pensate che cosa vuol dire quando questi convocano gli scioperi il venerdì, perché chiaramente a noi da cittadini crea un fortissimo disagio, non troviamo il mezzo pubblico, non riusciamo a tornare a casa, il treno fa ritardo, l'aereo non c'è.
Ma pensate, venendo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ho avuto contezza di quelli che sono i danni economici di scioperi di questo genere, soprattutto, come nell'ultimo caso, se non annunciati per tempo. Voi immaginate un camionista che è sul proprio camion, quindi il settore della logistica, quindi centinaia, migliaia di camion che girano per l'Italia e che senza preavviso si ritrovano con uno sciopero. Lo sciopero significa che non puoi caricare o scaricare il camion il venerdì, il sabato e la domenica non si lavora, dunque perché i camion, come sapete, non possono girare durante il weekend. Questo significa che le merci arrivano alle aziende con 3 giorni di ritardo, 3 giorni di ritardo. Chiaramente se sono deperibili, abbiamo già fatto, non devo aggiungere altro per far capire il danno, ma il danno in generale comporta, oltre ai ritardi dell'arrivo delle merci e quindi nel settore industriale chiaramente dei ritardi nella produzione dei prodotti, dall'altra parte sul settore della logistica, se quella merce avrebbe dovuto essere caricata su una determinata nave, quella nave parte, non è che aspetta lo sciopero generale di Landini. Ora, il danno quindi è enorme, soprattutto, ribadisco, se come nell'ultima occasione lo sciopero è a tradimento ed è convocato neanche 24 ore prima dell'evento. Ora capite quanto per il governo sia complicato contrastare questo tipo di iniziative e quanto il governo debba in questo momento, camminando veramente sulle uova, cercare di trovare un ragionevole equilibrio tra il doveroso rispetto delle regole, e infatti Salvini adesso chiede nuove norme legate alle manifestazioni, ma dall'altro anche all'interesse generale, perché evidentemente se ci fossero degli scioperi bianchi, quindi non convocati, e che si verificano con assenze dal lavoro, o dall'altra parte scioperi come l'ultimo, convocati all'ultimo, sarebbe un danno devastante per l'economia italiana. Chiaro, chiaro, chiaro. L'ultimo minuto, dai, ce lo prendiamo perché ci sono tantissimi messaggi per Alessandro Morelli. Hanno paura delle prossime elezioni politiche, non vogliono un presidente della Repubblica non dei loro, usano gli studenti ignoranti e gli insegnanti militanti per bloccare tutto, sono antidemocratici, che schifo. Ma intanto, giustamente, Giuliana ci parla della vittoria del centrodestra in Calabria, AVS, il partito di Bonelli e Fratoianni, che rimane fuori dal consiglio regionale, e persino Ariace non è andato per niente bene. Questa domenica, questo lunedì, si vota in Toscana e sembra che a Gianni tremino un po' le gambe, ma anche la voce, dico io, perché ieri a Un Giorno da Pecora ha detto che la Toscana confina con la Lombardia. Alessandro. Sì, forse perché vede molti lombardi andare a passare le vacanze in Toscana, e allora ha allargato un po' il perimetro della Toscana. Chiaramente per quanto riguarda la Calabria, con grande orgoglio rivendichiamo il successo della Lega, soprattutto nelle province più vicine al ponte, e chiaramente non è un caso, questo è stato un vero e proprio referendum sul ponte. Addirittura nella provincia di Reggio Calabria la Lega ha sfiorato il 15%, quindi è un risultato per noi storico. Mentre dall'altra parte proprio quelli che ci mandano, a me personalmente, le diffide, oltre che al ministro Salvini chiaramente, le diffide per non andare avanti sul processo burocratico legato al ponte, diffide civili, in sede civile e in sede penale, cioè Bonelli, non raggiunge neanche il quorum per avere un rappresentante in regione. Questo è stato un vero e proprio un referendum vinto con un grande risultato della Lega, che è quello che chiaramente ci interessa maggiormente. Certo è che, come segnalava
uno dei nostri ascoltatori, il tema del Presidente della Repubblica e comunque in generale il tema dei gangli principali dello Stato, perché chiaramente il Presidente della Repubblica vuol dire anche Corte Costituzionale, vuol dire anche una serie di altri gangli che sono fondamentali per il Paese e per la gestione politico-amministrativa del Paese, sono un grande interesse della sinistra. Ora, tornando al ragionamento che facevamo prima, chiaramente per noi speriamo che le sbandate che i colleghi di Forza Italia stanno avendo in questo periodo, sia sul fronte del decreto sicurezza, sia sul fronte locale, vedi Comune di Milano, sia sul fronte europeo. Chiaramente non possiamo incolpare, essendo stato un voto segreto, direttamente i colleghi di Forza Italia, ma i 70 voti, le decine di voti a favore della Sadis sono chiaramente arrivate dal Partito Popolare Europeo, e dunque diciamo che tutti gli indizi portano verso quella direzione. Speriamo che le sbandate di questo periodo possano in qualche maniera essere riviste, e questo comunque è per rendere edotti i nostri ascoltatori delle complicazioni che chiaramente Matteo Salvini deve sopportare in un percorso che è un percorso chiaramente complicato, nel quale ogni possibile iniziativa viene messa in atto per impedire o cercare di impedire la sua attività politica. Da un lato le violenze, vedi Livorno proprio ieri, dall'altro le alcune amministrazioni pubbliche che in qualche maniera cercano di rallentare l'iter delle opere di realizzazione delle grandi opere italiane. Insomma, un percorso nel quale la Lega e Salvini sono tornati un po' come qualche annetto fa, quando dalla nostra radio facevamo in maniera carbonara informazione nei confronti dei nostri ascoltatori per dire quella che era la vera voce della Lega, che oggi purtroppo molto spesso dai principali giornali, che hanno editori non sempre amici e invece molto amici di altri, non sempre non rappresentano in maniera adeguata. Ma noi ve li mettiamo sul tavolo, questi problemi, queste problematiche, li andiamo a estrapolare dai giornali giusti e anche da quelli sbagliati. Ogni tanto troviamo qualche segnalazione che a denti stretti sono obbligati a fare. Ringraziamo il sottosegretario Alessandro Morelli. Buon lavoro! Grazie a tutti voi, buon ascolto.